Cari amici di Sapuri, ben trovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Oggi nella nostra passeggiata enoica andiamo a Marsala, nel versante occidentale dell'isola di Sicilia. 1964. È questo l'anno in cui alcuni visionari vignaioli di Marsala decisero di fondare Cantina Paolini. Nel 1972 la prima vendemmia, con una eredità direttamente dai monaci paolotti che già nel Cinquecento vinificavano in queste terre. Paolini è un nome plurale, uomini e donne che ogni giorno si impegnano con passione a produrre quanto di meglio questo lembo di Sicilia sa offrire. Paolini è un racconto, un'odissea di passione, storia e tradizione, che si dipana attraverso il nostro spirito mediterraneo. 4.000 ettari fra Marsala, Trapani, Salemi e Mazara del Vallo. Nelle zone più interne vengono prodotti vini rossi, come il Syrah, il Perricone. La zona della costa, invece, più sabbiosa e con delle influenze di salsedine, è la zona di vocazione per le uve a bacca bianca. 6 collezioni, tra cui la collezione oro che spicca per qualità. Oggi degustiamo insieme Ettafoco 2022. Blend di uve rosse, Syrah e Perricone. Ettafoco è un meraviglioso blend di Syrah e Perricone, due uve che trovano grande qualità se coltivate nella zona occidentale dell'isola di Sicilia. Bellissimo e luminoso il colore rosso intenso, con delle sfumature ancora rubine, molto vivaci. Il colore è veramente luminoso. Il naso è molto ricco di note speziate tipiche del Syrah. Molto presenti anche le note di frutta rossa matura e di fiori rossi. Interessante anche la nota balsamica. Il sorso è molto piacevole, si dipana con un ottimo equilibrio fra durezze e morbidezze. È molto lunga la sua scia in bocca, grande persistenza, con una nota tannica carezzevole, molto gradevole, molto lungo al palato. È un abbinamento ideale con zuppe di legumi, carni rosse e formaggi saporiti semistagionati. Ottimo vino. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.